Daydream, anticipazione episodio 103. Jeanne geloso della scelta di Sanem. Sanem comunica a Jeanne di averci pensato e di aver deciso di continuare a lavorare alla casa editrice con Igit. Lui rassicura Jeanne sul fatto che lavorerà insieme a Sanem e si complimenta perché sono tornati insieme. Jeanne fa uscire tutti dal suo ufficio e discute con Sanem sulla questione del suo contratto con Igit. Le dice che può lavorare al suo libro anche dall'agenzia. È convinto che lei stia facendo un grande errore rispetto alla sua carriera. Sanem si arrabbia e gli rinfaccia di essere geloso di Igit. Allora lui le dice che quel ragazzo non gli piace e che lei si pentirà della sua scelta. Sanem gli ribadisce che non sarà così, che scriverà il suo libro e che lui le sarà accanto. Intanto Leila si reca in agenzia per parlare con Emirre, ma lo trova impegnato con Melis e gli dice che tornerà un'altra volta perché deve recarsi sul set dal suo fidanzato. Più tardi, alla casa editrice, Leila racconta a Sanem della nuova assistente di Emirre e del fatto di averla trovata in ufficio da sola con lui. Sanem invece le dice di non essere sicura di tornare a lavorare da Jeanne. Certamente la sua scelta è molto condizionata dalla continua presenza di Yuma e Pauline in agenzia. Sanem si organizza per pranzare con Jeanne, ma Igit crede che lei abbia ordinato la pizza per loro due. Sanem però infrange le sue aspettative, giacché gli dice che la pizza è per lei e Jeanne e che purtroppo lui non può unirsi a loro. Nel frattempo Pauline si reca in ufficio da Jeanne, ma subito dopo arriva Sanem con la pizza. Pauline ha portato con sé il pranzo, mentre Sanem chiede a Jeanne se abbia fame. Arriva anche Igit e si serve della pizza senza vergogna. Nel quartiere intanto sono molti a occuparsi degli animali di strada e avviano una campagna di sensibilizzazione con la complicità di JJ che porta del materiale dall'agenzia. Mekhibe si reca in agenzia e trova tutti riuniti nell'ufficio di Jeanne. La donna non nasconde la propria antipatia nei confronti di Pauline, che uscita da lì avverte Yuma della cosa. Mentre Jeanne e Igit rimangono in ufficio, Mekhibe parla lungo il corridoio con la figlia e ottiene conferma che lei ama Jeanne. Alle sue domande la ragazza risponde che per ora il suo capo è Igit e la madre le dice che quel ragazzo non le piace. Poi arriva Jeanne e Mekhibe è felice perché dal comportamento dei due ragazzi e dai discorsi di lui ha visto quello che voleva vedere. Yuma propone a Jeanne di festeggiare insieme ad entrambe le famiglie il rinnovato rapporto con Sanem. Jeanne la trova un'ottima idea, ignaro del doppio fine della madre, e dice di voler avvertire subito Sanem. Telefona alla ragazza e si organizzano per la cena dell'indomani con il benestare di Mekhibe. Successivamente Jeanne e Sanem si recano al rifugio per gli animali. Poco dopo Igit cerca due in ufficio, ma scopre che se ne sono andati senza aspettarli. Allora telefona a Sanem e le chiede dove si trova il rifugio per animali. Jeanne, mentre sta scaricando delle cose dalla sua auto, le dice di riferire che gli manderà l'indirizzo, ma poi invia a Igit una posizione sbagliata e i due fratelli si ritrovano in un posto sperduto. Al rifugio Sanem è dolce e affettuosa con i cani e anche Jeanne è molto coinvolto. Leila si reca nuovamente in agenzia e Melis, la nuova segretaria, le fa alcune domande sul lavoro e non, tra le quali se Emirre abbia una ragazza. Leila risponde di non avere mai avuto una tale conversazione con il suo capo. Poi arriva Emirre e le chiede come stia andando la nuova arrivata. Leila risponde che Melis è abbastanza intelligente e non ha bisogno del suo aiuto, quindi se ne va. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!